Buongiorno e benvenuti su shritalia.com, il nostro canale di informazione attivo ogni giorno dalle 12 alle 12:15 per tenervi aggiornati sulle ultime notizie e novità che riguardano il mondo del lavoro. Come sempre, ormai lo sapete, la puntata è divisa in tre parti, la prima dedicata alle novità dell'ultima ora, la seconda dedicata invece alle domande e risposte e la terza in cui notizie e articoli citati dal nostro magazine Laborability. Partiamo quindi con la prima parte, che è quella dedicata alle notizie dell'ultima ora. Cambio gomme è stato di necessità? Come sapete, alla luce dell'ultimo DPCM del 3 novembre 2020, entrato in vigore il 6 novembre 2020, per le regioni in zona arancione e rossa gli spostamenti sono assai limitati e consentiti solo a determinate condizioni. Bene, si dice e si ritiene che presto verrà emanata una circolare ministeriale o comunque un'integrazione delle FAQ che sono comparse sul Ministero dell'Interno, sul sito del Ministero dell'Interno, sull'attuale regime di restrizioni. Si ritiene che appunto dovrebbe essere chiarito che anche il cambio gomme rientra nell'ambito degli interventi che possono integrare uno stato di necessità e che quindi possono legittimare gli spostamenti all'interno del territorio, seppure classificato nell'ambito delle zone arancioni o rosse. Ovviamente vi terremo aggiornati su questo. Ancora in tema di restrizioni sulle restrizioni imposte dall'ultimo DPCM, torniamo sull'uso delle mascherine in macchina. È stato chiarito che nella stessa vettura possono viaggiare anche amici e persone non conviventi, ma devono indossare tutti la mascherina, restare distanziati, per cui appunto davanti può stare solo il conducente e dietro due persone ad occupare però posti appunto distanziati e non centrali, e è stato chiarito che non sono esentati dall'uso della mascherina nemmeno i congiunti se non si tratta di persone conviventi. Una notizia poi molto importante è costituita dalla circolare numero 7 del 30 ottobre 2020, il cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro prende specifica e puntuale posizione sulle attività etero-organizzate in generale e in particolare sull'attività dei riders. La prima parte della circolare, che è molto lunga e articolata, nella prima parte della circolare l'ispettorato descrive le caratteristiche delle attività cosiddette etero-organizzate, che appunto devono essere caratterizzate principalmente da un'attività di carattere personale, continuativa, e poi c'è riferimento all'eterodirezione, che si specifica non significa subordinazione perché ha delle caratteristiche differenti, ma comunque significa in qualche modo inserimento del soggetto prestatore collaboratore all'interno dell'organizzazione aziendale. Dopo questa prima disamina in cui l'ispettorato ricorda che a questi soggetti che appunto svolgono attività di carattere di prestazioni eterodirette viene applicata comunque la disciplina sotto il profilo economico-normativo del rapporto di lavoro subordinato, una parte poi è dedicata specificamente ai riders, ovvero ne abbiamo già parlato in diverse occasioni, quei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso, principalmente nel settore del food delivery, attraverso piattaforme digitali, e qui è molto interessante che la circolare chiarisca che non necessariamente si può parlare di attività parasubordinata per i riders, ma nemmeno pacificamente si può parlare di attività di carattere autonomo. Bisognerà quindi andare a verificare nel concreto come viene svolta l'attività. E qui nella circolare si danno alcuni spunti interessanti di quelli che saranno gli elementi che gli ispettori in sede di verifica andranno a verificare. Perché si dice che uno degli elementi è sicuramente il valutare la fase di reclutamento, quindi come avviene la possibilità per questi prestatori di accedere alla piattaforma e quindi di dare il proprio consenso a cominciare appunto l'attività lavorativa. 2. La fase di esecuzione come avviene, e qui si chiarisce che ad esempio la semplice possibilità per il prestatore di rifiutare, nel caso della consegna del cibo, la consegna, non è sufficiente a delineare una caratteristica, diciamo, di autonomia. Quindi questo elemento è sicuramente significativo
ma non è sufficiente a far considerare dalla prospettiva appunto degli ispettori sicuramente autonoma l'attività. E poi dovranno essere esaminate anche le clausole che consentono invece a riders di recedere. Una circolare molto significativa perché poi si chiarisce che per eventuali differenze retributive connesse alla mancata applicazione dei contratti collettivi di riferimento, l'ispettorato potrà far utilizzo dello strumento della diffida accertativa. Ancora, un'ulteriore novità, assegno di ricollocazione per i disoccupati. Il governo è pronto a ripristinare l'assegno di ricollocazione per i disoccupati che da almeno 4 mesi percepiscono la NASPI. Questi soggetti potranno rivolgersi a un centro per l'impiego o a un'agenzia del lavoro privata accreditata per ottenere i servizi di assistenza per la ricerca di una nuova occupazione, che saranno remunerati a contratto di lavoro firmato in base al tipo di rapporto che è stato appunto individuato, e quindi il contratto che è stato stipulato, e alla difficoltà di inserimento lavorativo del disoccupato. Ovviamente una volta che sarà improntato il sistema ve ne daremo conto. L'ANPAL, con comunicazione del 4 novembre, ha informato poi dell'introduzione in merito all'assegno di ricollocazione di nuove funzionalità per la gestione delle procedure degli aventi diritto. L'intervento riguarda la possibilità per coloro che non hanno potuto svolgere il primo appuntamento a causa dell'inattività del soggetto erogatore prescelto di sostituire quest'ultimo entro 30 giorni a pena di sanzione, e la possibilità per i percettori di segnalare che non ci sono appuntamenti disponibili nei 30 giorni successivi, in modo da prorogare il termine dell'appuntamento. Futuro del navigator, come vedete nell'articolo qui citato, per i 2700 navigator bilancio imbarazzante e futuro incerto. Sicuramente la platea di navigator si è ridotta rispetto agli originali 2980 assunti con contratto di collaborazione, la retribuzione annua lorda si aggirava intorno ai 27.000 euro, e molti navigator si sono però candidati per i primi degli 11.600 posti che sono previsti con contratto a tempo indeterminato banditi dalle regioni per i centri dell'impiego. Un'esperienza questa che si è conclusa con la prima tornata di navigator non molto felice. Vedremo cosa succederà appunto nel futuro con queste figure professionali. Torniamo poi sui lavoratori fragili. Un importantissimo messaggio, il 4157 del 9 novembre del 2020, emanato dall'INPS, che ancora una volta ritorna sui lavoratori fragili e sulla tutela a cui gli stessi hanno diritto. Ricordo brevemente la storia dei lavoratori fragili. Per effetto del DL 18 del 2020 agli stessi, qualora fosse certificata la condizione di fragilità da un soggetto pubblico, quindi da una ASL o comunque da un medico del Sistema Sanitario Nazionale, per questi soggetti era possibile, a fronte di un certificato di malattia, considerare i periodi di assenza come ricovero ospedaliero, con tutte le conseguenze che ci sono sotto il profilo ovviamente retributivo e anche sotto il profilo poi del comporto, perché sappiamo che molti contratti collettivi escludono dal computo dei giorni di assenza rilevanti ai fini del comporto proprio i giorni di ricovero ospedaliero. Bene, questa tutela, inizialmente prevista fino al 31 luglio di quest'anno, è stata poi estesa fino al 15 ottobre, ma non è poi stata ulteriormente estesa, quindi di fatto dal 16 ottobre di quest'anno l'unica, tra virgolette, tutela per i lavoratori fragili è la possibilità che la legge offre loro di lavorare in smart working. Eventualmente anche il datore di lavoro deve proporre una mansione differente, purché rientrante nel medesimo livello di inquadramento, se la mansione originaria non può essere svolta in smart working. Cosa dice questo messaggio? Dice questo: che con riferimento alla tutela dei lavoratori fragili impiegati presso datori di lavoro pubblici e privati, di fatto i documenti da fornire a comprova del riconoscimento della disabilità, perché lo ricordo sono considerati fragili i soggetti che hanno una disabilità grave ai sensi della legge 104 del 92, o comunque che si presentano in condizioni di immunodepressione, affetti da patologie oncologiche, quindi gravi situazioni ovviamente fisiche,
devono appunto fornire questa documentazione e il certificato che il medico rilasciava di assenza fino al 15 ottobre, che poteva poi essere considerato appunto, come ho detto, non assenza per malattia, ma semplice malattia, ma per ricovero ospedaliero. Questo certificato deve indicare gli estremi del provvedimento da cui si evince la condizione di fragilità del dipendente. Il messaggio però ricorda in modo netto che dal 16 ottobre, lo ripeto, questo tipo di particolare tutela non esiste più per i lavoratori fragili. Vi ricordo poi gli webinar della settimana. Oggi pomeriggio parleremo ancora, perché diverse sono le questioni e anche le novità introdotte in relazione all'ultimo DPCM. Parleremo di congedi, assenze, malattie e quarantena. Forniremo il vademecum aggiornato, ne parleremo con Valentina Fabruzzo e Simone Cocchetto, mentre domani, sempre Simone Cocchetto, ci parlerà del welfare. Il titolo è un po' provocatorio: welfare vero e strumenti per rimodulare le retribuzioni sui bisogni reali delle persone. Quindi andremo a vedere come costruire adeguatamente un sistema di welfare che appunto possa davvero essere utile. Passiamo ora alla seconda parte, domande e risposte. Prima domanda: cosa significa comprovate esigenze lavorative? I lavoratori autonomi come fanno a dimostrare queste esigenze? In linea generale è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato, laddove possibile, lavorare con modalità smart working. Comprovate, molto semplicemente, significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando o tornando dal lavoro, anche tramite l'autodichiarazione. Ricordiamoci che l'autodichiarazione deve contenere dati reali, veri, perché diversamente ci sono sanzioni anche penali per false dichiarazioni. In caso di controllo quindi si esibirà l'autodichiarazione, se già compilato si compilerà l'autodichiarazione che verrà fornita dagli ispettori di polizia, e sarà poi cura delle autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa. Seconda domanda: è obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuali per i professionisti in studio? La risposta è sì, l'obbligo sussiste in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l'attività si svolga in modalità tale da garantire l'isolamento continuativo del soggetto, e quindi, tradotto, se il soggetto lavora in una stanza da solo, potrà in quel momento non utilizzare la mascherina. Ove l'attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi e lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall'esterno aperti al pubblico, e non sia appunto possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale e l'isolamento, occorrerà sempre utilizzare la mascherina. Terza domanda: ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha i sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? Su questo non dovrebbero esserci più dubbi, ma ancora ci pervengono delle richieste. La risposta è sì, ci sono delle limitazioni, perché i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, a prescindere dalla zona di appartenenza della regione in cui si trova il soggetto, non possono uscire, devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quello con i propri conviventi, rimettendosi poi al medico per determinare quali eventualmente accertamenti sanitari si rendono necessari, e quindi, se è necessario, essere sottoposti a tampone o meno. Queste sono alcune delle domande che ci arrivano sul nostro canale espertolavoro.com, a cui potete scrivere e in tempi rapidi i professionisti di studio vi daranno risposta. Passiamo quindi all'ultima parte, storie e interviste. Oggi vi segnaliamo un articolo del nostro magazine Lavorability sui nuovi modelli organizzativi, la Yogurt Organization di H-Farm.
Ce ne ha parlato Thomas Barazza nel corso dell'evento Agenda 2030. L'organizzazione Yogurt l'ha definita lui perché, come si può capire, è facilmente mutevole e adattabile, quindi si basa su progetti di breve durata, gerarchia orizzontale e automotivazione e, come ci ha raccontato nel corso dell'evento, è un'organizzazione quindi che, non avendo schemi rigidi e prefissati, è in grado davvero di adeguarsi ad ogni esigenza che ogni progetto porta con sé. Per oggi ho concluso, vi saluto e vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio con il webinar alle 15 e di domani sempre in diretta alle 12 su shritalia.com. Buona giornata.